Vediamo che sei bello pronto per affrontare la maturità. Com'è questa maturità 2020 per te? Beh, intanto bello pronto, diciamo che sono anche bello agitato, diciamo abbastanza veloce perché pensavo di arrivare alle 8:30, ma in realtà sarei già in ritardo e quindi diciamo che speriamo bene, dai. Boh, allora diciamo che è stata tutto un po' presa molto in ritardo, dato che l'abbiamo saputo le cose neanche benissimo a inizio giugno, però io la vedo tranquilla a mio modo di fare. Ho studiato il mio e adesso entro e espongo le mie idee e ciò che so. Super agitata, un po' anche un misto, diciamo, un po' di agitazione, appunto, pensiero, felicità anche perché poi finalmente sono libera e un po' tante emozioni. Allora, diciamo che sinceramente non è stata come pensavo, più che altro proprio il percorso che ti porta alla maturità è stato un po' destabilizzante quest'anno da questo punto di vista. Però sicuramente questa maturità ha i suoi pro come ha i suoi contro e di sicuro diciamo che tutto quello che è prima il percorso, come ti accompagnano, è mancato, però allo stesso tempo diciamo che è aumentata anche l'autonomia che uno ha anche nello studio, nella preparazione, anche se obiettivamente, cioè io parlo per me, avrei preferito farla diversamente, anche perché è un rito di passaggio importante secondo me e il fatto di non farla come tutti gli altri l'hanno fatto è un po' triste perché ti senti un po' diverso, un po' come se valessi anche meno perché comunque ho sentito la maturità 2020 è più facile, siete avvantaggiati, però in realtà quello che c'è stato prima non è stato così divertente. Non vedere i compagni, non vedere i professori per tutti questi 4 mesi che sono quelli decisivi anche dove uno capisce cosa vuole andare a fare, non è stato proprio una passeggiata, ecco. Ciao, tra poco hai la tua maturità. Com'è stata la tua notte prima degli esami? Allora, ho ripassato, non la notte, la sera, e avevo il mal di pancia da ansia prematurità, però dai, è andato tutto tranquillo, ho dormito, non c'è stato nessun tipo di insonnia, tranquillo dai, anche adesso sono abbastanza tranquilla, bisogna vedere quando entrerò a scuola perché sempre là, quando aspetti fuori è il momento peggiore secondo me. Beh, allora all'inizio c'era sicuramente un po' di agitazione perché ovviamente non sapevamo com'era, poi ero la prima della mia classe, quindi l'agitazione era ancora di più perché non sapevo proprio cosa mi avrebbe aspettato, ma poi i prof sono stati comunque molto gentili e ci hanno aiutato e quindi alla fine mi sono anche sentita a mio agio perché la commissione era interna, il presidente era gentile, quindi tutto bene alla fine. Ciao, è andato bene e sono soddisfatta anche del tema che mi hanno dato, infatti ho dovuto parlare della musica, comunque suono il violino quindi è un tema che è molto vicino a me e è andato bene, alla fine i collegamenti li ho fatti io e bello insomma da ricordare. Boh, è abbastanza difficile, diciamo che ci sono venuti tanti incontro, però è lo stesso difficile e non è da sottovalutare comunque. Siamo venuti con i nostri amici a sostenerli prima di questa grande esperienza. E poi, tra l'altro, io domani farò gli esami, mentre lei toccherà il prossimo anno e vediamo un po' com'è questa nuova esperienza, questo nuovo esame 2020, tutto particolare. E come sarà la tua notte prima degli esami? Lo scopriremo stasera. Non so cosa aspettarmi. Diciamo un po' emozionata e agitata per il fatto che comunque è un esame, nonostante è diverso rispetto agli altri anni, rispetto a tutte le regole è un esame proprio di Stato, quindi sì, dobbiamo sostenerlo anche noi che abbiamo superato una situazione di emergenza mondiale, ma... Allora io sono partita stamattina che ero molto ansiosa e sono stata male anche. I professori mi hanno messo a mio agio e anche il presidente e niente, ho iniziato a parlare tranquillamente del mio argomento e sono riuscita a collegarmi a tutto facilmente. Dal punto di vista di voi docenti, com'è questo esame di maturità 2020?
Ma è un esame che si colloca a conclusione di un anno molto impegnativo e quindi non nascondo una certa stanchezza, però devo dire che la scuola, le famiglie hanno reagito molto bene e quindi gli esami di conseguenza stanno proseguendo in questa direzione. Tutto funziona, gli alunni, da quello che mi dicono i presidenti di commissione, il primo giorno di colloquio è andato molto bene, i ragazzi ci sono, le famiglie ci sono, gli insegnanti ci sono, quindi per ora non ci sono problemi. Ci può spiegare dal punto di vista pratico come avete organizzato le aule? Certo, allora al Dacollo quest'anno abbiamo 5 commissioni di esame, questo vuol dire che ogni commissione d'esame ha 2 classi, 10 quinte che escono dalla nostra scuola quest'anno, 6 dell'Istituto per il Turismo e 4 per il liceo linguistico. Allora noi abbiamo preparato per ogni commissione di esame 2 classi identiche come queste, abbiamo dovuto provvedere i 7 posti per i commissari più presidente e poi anche il posto per il candidato. Inoltre il candidato può portare un accompagnatore quest'anno ed è prevista anche un'eventuale visita di un ispettore, quindi abbiamo dovuto prevedere anche i posti per queste persone. Inoltre la professoressa Rosolin ha previsto l'entrata e l'uscita per ogni commissione. Siamo fortunati perché la nostra scuola ha tante entrate e tante uscite e quindi ogni commissione entra ed esce da una porta, da un'uscita diversa. E invece la tua esperienza della maturità com'è stata? Pensavo peggio, più tranquilla, 40 minuti indolore, adesso festa grande, basta.